Trinità. Offre un vasto repertorio musicale a tema religioso, classico e moderno, ma stasera ascolteremo prevalentemente canti sacri. Nel corso dei 20 anni dell'attività del coro, tanti sono gli eventi che lo hanno visto protagonista. Tra i più importanti ha animato la Santa Messa del 2 giugno 2006 nella cattedrale di San Pio a San Giovanni Rotondo e lo scorso marzo si è esibito con il brano Laudato Si in piazza San Pietro alla presenza di Papa Francesco. Questa sera non è al completo perché molti dei componenti, essendo comunque alcuni persone insomma, che lavorano, sono impegnati con i propri impegni lavorativi. Il primo brano che ascolteremo è I cieli narrano ed è un'interpretazione del Salmo 18 del maestro compositore Marco Frisina. Laudato Si.
L'ultimo è tratto dalla colonna sonora di un celebre film del 1984 diretto da Sergio Leone, composto dal maestro Ennio Morricone. Io vi auguro una buona serata, ascoltiamo insieme C'era una volta in America. Giusto due parole. Diceva padre Gabriele dell'omelia che il sorriso del beato Carlo Acutis rappresentava proprio la bellezza di vivere con Dio in Dio. E stasera il coro ci ha fatto vivere delle emozioni attraverso le loro voci, attraverso il suono degli strumenti abbiamo vissuto e contemplato proprio la bellezza di Dio e l'amore di Dio. Ed è bello che in questo coro sono coinvolti anche dei giovani, che qualcuno ho incontrato qualche anno fa in un'esperienza di pastorale giovanile. Quindi voglio fare un forte applauso e un ringraziamento.
Vi voglio ricordare alcuni appuntamenti: domani mattina alle ore 9:30 la Santa Messa, poi ci sarà l'adorazione eucaristica per tutta la giornata, quindi la reliquia sarà esposta per tutta la giornata fino alle ore 17. Domenica le Sante Messe 9:30 con l'incontro anche con i bambini e ragazzi del Catechismo, la Santa Messa delle 17. Mentre lunedì 27 novembre ci sarà la Santa Messa alle ore 17 e il saluto della reliquia. Alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro Carla Acutis a cura del giornalista Vito Rizzo. Grazie a tutti e buona serata. Maestro, ma che ci propone? Non ho visto.